Rieccoci a Primus Inter Pares, consueto appuntamento settimanale con i sindaci. Questa sera ospite che viene a trovarci ogni 15 giorni il sindaco di Padova, Massimo Bitonci. Abbiamo già parlato di tante cose perché è stata una settimana davvero calda tra il problema politico che poi non doveva essere come tale, come ha detto prima il sindaco, il problema della stampa, il problema della pedonalizzazione, insomma abbiamo trattati e sicuramente le cose si sono sistemate e anche le ha sistemate rapidamente il sindaco, quindi complimenti per quello che sta facendo e soprattutto per quello che rimedia magari a delle cose che nel primo dire hanno qualcosa di inefficiente, però è pronto a sistemarle. L'altro problema importante, Massimo Bitonci, è il nuovo ospedale pediatria che ormai sta cadendo a pezzi, insomma, allora andiamo a vedere il servizio, poi racconteremo ai nostri cittadini davvero cosa succederà per quanto riguarda il nuovo ospedale. Quella del nuovo ospedale di Padova è una partita importante sia per il sindaco della città che per il governatore della regione, che in più occasioni hanno affermato di voler vedere l'inizio dei lavori entro il termine dei rispettivi mandati. Secondo il cronoprogramma approvato il mese scorso dagli enti coinvolti, la palla è ora del comune, che deve mettere a disposizione della regione i 520.000 metri quadri di terreno entro fine agosto. Un passo fondamentale in questa direzione è stato compiuto martedì in giunta, con l'approvazione del piano urbanistico dell'area privata dietro il Palasport San Lazzaro. Il nuovo ospedale, infatti, dovrà sorgere sui 250.000 metri quadri già di proprietà del comune e sul 64% dell'area adiacente privata, che secondo gli accordi sarà ceduta a Palazzo Moroni in cambio della possibilità di costruire sul restante 34% dei terreni diversi edifici che si sviluppano in altezza. I terreni in questione sono attualmente in mano alle banche, pronte a svincolare l'area dalle ipoteche e a firmare con il comune l'atto definitivo di cessione una volta ottenuta la concessione a costruire. Ecco, questo è un'altra bella infrastruttura che dovrebbe partire insomma, nel 2018 tra progetti vari. Come stanno andando le cose? Mi sembra che il Comune abbia delineato l'area, adesso passa la palla alla Regione, dunque i compiti soprattutto alla Regione, ecco il rapporto con la Regione com'è, insomma come stanno andando le cose e poi parleremo anche di pediatria perché anche lì la situazione non è sicuramente delle migliori. In settimana abbiamo approvato questo nuovo piano di lottizzazione, ovviamente dei privati, diverso da quello precedente, che prevede che tutta l'area da cedere al Comune è tutta adiacente a quella già di nostra proprietà. Con questa operazione, nella relazione, visto che ovviamente è stato detto che sono aumentati i volumi nella parte privata e così, ho ricordato più volte, ma capisco che qualcuno ha la memoria corta o lo fa apposta, penso che più lo faccia apposta, che quella lottizzazione non è una lottizzazione dell'amministrazione Bitonci, ma è una lottizzazione dell'amministrazione precedente, ex Edi Basso, e che era ferma per problemi legati ovviamente alla crisi del settore edilizio e una società in liquidazione dove i terreni sono in mano in realtà delle banche. La volumetria, come scritto in relazione, invito qualcuno ad andarsela a vedere, è minore rispetto alla precedente, e l'area che viene ceduta al Comune fa in modo che riusciamo ad avere in disponibilità questi famosi 500.000, però arriviamo a 520.000 metri, che è la superficie che era stata richiesta dall'università e dalla regione e dall'azienda come metratura minima per poter realizzare l'ospedale. E questa è la risposta a quello che dicevamo prima, perché l'ospedale non poteva essere fatto in centro storico. Cioè in centro storico non abbiamo 520.000 metri in centro, su via Giustiniani. La superficie di via Giustiniani è esattamente la metà, 200 e pochi mila metri quadri, quindi è metà di quello che veniva richiesto, quindi rispondiamo a chi prima diceva che bisognava farlo in centro. La Regione ha chiesto una cosa e il Sindaco deve fare quello che viene chiesto alla Regione. È già un miracolo aver trovato l'area. Guardi Direttore, ne parlavo proprio l'altro giorno con Flor, quando
ero in ospedale, ci siamo visti per altre questioni, che questo è l'unico caso in Italia in cui... Stavi bene, vero? Benissimo, Per benissimo. altre questioni ho detto... Per altre questioni, ma non ovviamente di salute fisica, è importante. a parte la gola, ma che non sono andato per quello. Dicevamo col direttore, questo è l'unico caso in Italia in cui un'amministrazione comunale mette a disposizione per un ospedale 500.000 metri in diritto di superficie, che vuol dire gratis, a costo zero, più facendo anche le opere infrastrutturali. Quindi l'impegno dell'amministrazione comunale per l'ospedale è l'impegno massimo, il massimo che poteva fare. Cioè non esiste altro caso. In 1 anno e mezzo siamo riusciti a fare un'operazione che non ci credeva nessuno dei nostri, di quelli che firmeranno l'accordo di programma. Quindi i tempi sono. Noi, la prima settimana di agosto, rimango a casa apposta, per votare in giunta, ripeto, non in consiglio, perché qualcuno ha scritto che questa cosa andava in consiglio, non conoscendo le procedure, ovviamente nel tentativo di spaventare i consiglieri e così, invece viene in giunta, quindi la firma il sindaco e la giunta, viene approvato il piano di lottizzazione che prevede l'immediata messa in disponibilità delle aree. Io farò la comunicazione alla Regione dicendo è approvato il piano, quindi ho in disponibilità i 520.000 metri, convocate la conferenza di servizio. La conferenza di servizio, che avverrà a settembre farà da variante, lo ripeto per chi ci ascolta e conosce il tema, farà da variante al piano regolatore per il tema urbanistico, cioè verrà messo il bollino ospedale, ai sensi della legge regionale che prevede questo. E nell'accordo di programma ci sarà quello che dovranno fare i vari attori, cioè quello che dovrà fare il comune, che dovrà fare la regione, che dovrà fare l'azienda, dovrà fare l'università e dovrà fare lo IOV. Questo è quello che andremo. E questo documento, cioè l'accordo di programma, va ratificato in Consiglio Comunale, dove ci sarà poi la cessione definitiva poi delle aree alla Regione in diritto di superficie. Quindi questo è l'iter procedurale che seguirà questo, e è certo, perché l'iter del PDL l'abbiamo già cominciato, devono passare i 30 giorni, 10 più 20, per le osservazioni così, e restiamo a casa apposta in agosto per votare il PDL in giunta e per fare immediatamente il 9-10 di agosto, quello che sarà prima di Ferragosto, la comunicazione in regione, in modo che a settembre si sia pronti con l'accordo di programma, che è l'atto in cui si metterà a disposizione i terreni, cosa che non c'era prima, perché a Padova Ovest, ripeto, i terreni erano tutti di privati da espropriare, 80 privati che andavano poi indennizzati. Continuiamo a ripeterlo, chi ci ascolta, perché questa è la realtà dei fatti, non altro. E quindi diciamo, io cerco di andare... Io ho apprezzato le parole oggi del nuovo direttore della scuola di medicina dell'Università di Padova, che ha detto stiamo lavorando perché pediatria rimanga dov'è, non che si sposti da un'altra parte. Queste sono parole coraggiose, di una persona coraggiosa, perché qualcun altro poteva dire no, spostiamo di qua, di là e così. Invece come Zaia, coraggioso, ha detto no, la pediatria rimane a Padova, si fanno i lavori che devono essere fatti, ci sarà qualche disguido, si sposta, però intanto la pediatria rimarrà là. Quindi attenzione che queste cose, come vengono dette le cose, e grande coraggio ovviamente del rettore e del presidente della scuola di medicina. Quindi diciamo che ci sono tutte le basi per partire davvero questa volta, perché girando per la città quando si parla, o nell'ospedale quando si parla, chissà quando in diretto Veneto vedremo un nuovo ospedale, chissà quando non si farà mai, tanti dicono la solita diatriba che ormai dura da 20 anni, possiamo smentire una volta su tutte che l'ospedale tra poco avrà i permessi per poter iniziare? Il Comune sta facendo veramente i miracoli
per cercare di... noi 280.000 metri li abbiamo in proprietà e attendiamo la chiusura del PDL per avere il resto della metratura. Sui 280.000 metri potevano partire domani i lavori per il Comune, ieri, un mese fa, 2 mesi fa, 1 anno e mezzo fa. Questa è la realtà. Poi i vari attori dovranno, ovviamente, chi fa cosa, ci sarà nella conferenza di servizi. Del cittadino padovano, 20 anni che si parla all'ospedale, se riesci... Ma c'è una barzelletta che racconto sempre, no? Una barzelletta che racconto sempre, che purtroppo non è una barzelletta. Non è una barzelletta. Quando sono andato l'anno scorso in regione, va bene, a vedere cosa c'era sul piatto, cioè, mi hanno mostrato gli armadi del progetto di 5 anni fa, di 10 anni fa, di 20 anni fa, di 3 anni fa. Cioè, la regione è piena di progetti del nuovo ospedale di Padova, stato che non è mai stato fatto. Allora la responsabilità è del sindaco Bitonci, che è sindaco da 2 anni e che domani mette a disposizione i terreni, o chi per 20 anni non ha fatto assolutamente un tubo? La risposta penso che no, la risposta parole. è che se entro al termine del tuo primo mandato, perché sicuramente ne farai degli altri, poi si posa la prima pietra. È presto, faccio una domanda, perché anche questa sento dire in giro, ma il sindaco Bitonci alla fine di questo mandato si candiderà per la regione, c'è qualcosa di vero in questa chiacchiera? Stasera, come ho sempre detto, ripeto che il mio compito è fare il sindaco di Padova, lo farò senza portare la politica in giunta, come ho detto prima, facendo il sindaco serio che ascolta i cittadini e cambia anche idea quando una cosa può non essere giusta. Perfetto. O regolata, come sempre faccio, e quindi perché alla fine è così. E quindi io esattamente fra 2 anni e mezzo, 3 anni, fra 3 anni, quando mi ricandiderò a sindaco di Padova, con chi vorrà stare? Con il sindaco di Padova e facendo l'inventario che si chiama bilancio di mandato, che manderò a casa a tutti i padovani, di tutte le cose fatte, in modo che si possa vedere cosa sarà fatto 3 anni. È un esame. C'è una cosa che però non potrei fare, credo sia difficile. La stessa sede dove hai fatto la campagna elettorale la prima volta? No, abbiamo portato fortuna perché è diventato un bellissimo bar. Sì, è vero, ecco, quindi... non lo voleva nessuno, quello spazio là era chiuso da tempo, l'abbiamo avuto così per la campagna elettorale e abbiamo portato fortuna perché abbiamo aperto un bellissimo bar. Quindi prima della chiusura di questo primo mandato l'ospedale avrà la sua prima pietra? Avrà sicuramente la sua prima pietra e sarà una pietra miliare per i padovani, insieme al Boschetti, insieme a Piazza Rabin, insieme ai lavori che faremo all'Arcella, stimazione della piazza dell'Arcella, insieme ai lavori che faremo sulle strade, le piste ciclabili. Ho annunciato insieme ai lavori sulle mura, gli 11 km delle mura padovane. Ci sono molti lavori che sono già in cantiere, già con progettisti. Anche perché sono arrivati dei soldi in più, insomma, in comune, vero o no? Abbiamo 11-12 milioni di euro. Abbiamo acquisito 20 milioni di euro, vendendo 8 milioni e mezzo di azioni ERA a un prezzo direi ottimo. È stata fare ovviamente non da me ma l'advisor che ha scelto ERA, ovviamente l'avviso. È stato venduto a un venditore istituzionale alla base sul prezzo di riferimento ovviamente del giorno, che era qualche giorno fa. E questi 20 milioni di euro, dico ai cittadini, saranno utilizzati tutti in opere pubbliche, neanche un euro di spese di parte corrente. Quindi per il plebiscito ci sono i soldi adesso anche? Plebiscito? Se aumentano i costi ci sono. Ma non aumenteranno i costi perché 3 milioni sono, 3 milioni rimangono, questo è il quanto. Se abbiamo deciso di dare in gestione i parcheggi, ci sarà qualcuno che farà i parcheggi, ma la somma ovviamente diminuirà della parte dei parcheggi. Certo. Senti Massimo, altre 2 cose importanti. Una è l'Interporto. L'Interporto è una partecipata che è una delle poche in Italia che è in attivo, che sta facendo molto Potremmo bene. parlare anche del tema della fiera, cosa molto importante. Le 2 cose sono queste. Questa era per fare perché era molto breve e volevo citarla. Accorpora anche l'Interporto di Rovigo, che invece perde ogni anno. Questo vuol dire che la partecipata padovana all'Interporto, che fa un fatturato di 37 milioni di euro, più o meno non ricordo bene esattamente quanti sono, però fa un grande utile, è una partecipata che sta facendo molto bene. Possiamo dire questo, giusto? Dico delle cose molto velocemente
perché ovviamente ci sono temi locali delle opere pubbliche, ci sono temi che sono sovra anche comunali, che il sindaco di Padova sta seguendo tutti i giorni, lo dico per chi si preoccupa di questi temi. Sono stato io quello che ha voluto, ovviamente assieme alla Camera di Commercio, la fusione tra ZIP e Interporto. E sono stato io che ho chiesto al mio collega ed amico Massimo Bergamin, sindaco di Rovigo, di dare una nuova visione all'Interporto di Rovigo che si chiamerà Interporto di Padova e Rovigo, per far capire anche ai rodigini che ci stanno seguendo che non è un'operazione di mera acquisizione, è un'operazione di condivisione territoriale di infrastrutture, quindi si chiamerà Interporto di Padova e Rovigo. Capite cosa vuol dire anche per Rovigo? Diventerà il primo interporto del nord-est. Certo. Il primo interporto nord-est, e questa è un'operazione che ha un nome e cognome, ha il cognome ovviamente di Interporto Padova-Rovigo, ma anche il cognome dell'amministrazione comunale di Padova che l'ha voluto insieme alla Camera di Commercio. Questa è la realtà, e così anche con la fiera. L'operazione di chiusura... Poi ci arriviamo in fiera, terminiamo questo perché volevo fare la presentazione della fiera. E come anche, dico un'altra cosa per inciso, ma lo riprenderemo magari settimana prossima o l'altra. Il tema della fusione tra le società partecipate del Comune di Padova, APS Finanziaria, APS Holding, APS Opere e Servizi, per fare un'unica società, con un unico consiglio di amministrazione, con un unico bilancio, va bene? Dipendenti, meno costi. È un'operazione che ho fatto io ed è cominciata adesso, e dopo a settembre-ottobre avremo già un'unica società. La riduzione dei costi delle partecipate l'ha voluto Massimo Vitonci con riduzione dei consigli. Queste cose bisogna dirle, perché non è il tema ma questo ma quell'altro. Io sto lavorando per efficientare la macchina pubblica e lo faccio in maniera professionale ogni giorno da sindaco di Padova. Allora adesso prendiamo 2 minuti di relax, perché un goccetto d'acqua ci sta, perché dopo tutto questo chiacchierare. Poi nell'ultima parte della trasmissione parleremo della fiera, i francesi non ci sono più e speriamo che questa fiera ritorni a essere come era quella di una volta, cioè importante sia da un punto di vista di affluenza ma anche da un punto di vista economico, e poi parleremo anche della Prandina, dei nomadi, di tant'altro proprio nell'ultima parte, quindi rimanete con noi, a tra poco.